Allora, siamo ritornati qua insieme con i nostri ospiti. Facciamo un po' il punto, scarsa attrattività e problemi quindi a tenere anche molti giovani che non se ne vadano via. Un altro messaggio che è arrivato: buongiorno Elena, ho un'azienda con 6 dipendenti e appena possibile faccio fare dei corsi al personale perché ho visto che si sentono gratificati, imparano nuove cose anche non proprio inerenti alla mia attività. Vero è che ho un gran bravo commercialista, saluti, perché poi tra l'altro qua c'è un aspetto che i corsi di formazione non sono solo una spesa, anzi. Esatto, no, anzi direi che nello scenario che abbiamo provato un po' a delineare, il tema della formazione è veramente un ambito nel quale si coniugano gli interessi del privato, dell'organizzazione, del singolo lavoratore, ma anche gli interessi più generali, ed è il motivo per cui la Regione Veneto, così come i fondi interprofessionali, mettono a disposizione delle risorse proprio per sostenere le aziende che fanno la formazione ai propri dipendenti, proprio perché si riconosce anche un valore sociale nello sviluppo delle competenze, anche perché poi il lavoratore che è il portatore di queste abilità, magari oggi è in un'azienda, domani in un'altra, ma comunque si muove all'interno di un territorio e quindi contribuisce a rendere lo stesso territorio più competitivo, più capace di performare dal punto di vista economico-produttivo. Per quanto riguarda il tema dell'attrattività, diciamo che nella nostra survey è emerso un dato molto Survey interessante. 2022 è la ricerca, il nome della Esatto, ricerca. quella sui fabbisogni professionali. Un dato interessante, anche letto magari rispetto agli anni scorsi, cioè di fronte alla scarsità, alla difficoltà nel reperire le figure professionali, quasi un 20%, quindi un quinto delle aziende coinvolte, più che guardare fuori, quindi le solite motivazioni, non ci sono le persone disponibili, i giovani non sono interessati a questi mestieri, eccetera, hanno cominciato a guardarsi dentro e quindi a porsi il tema di quali sono le attività, le strategie, che soluzioni posso mettere in campo io come imprenditore, io come azienda, per rendere più attrattiva la mia offerta non solo verso i giovani, perché attenzione, non è solo un tema di giovani che hanno alte competenze, che vogliono vedere l'estero, che vogliono uscire da questo territorio, è un fenomeno che ormai riguarda un po' tutti i lavoratori, quindi il tema di come viene reimpostato, ripensato il rapporto tra la vita lavorativa, la vita professionale e la vita privata. Infatti, quindi una qualità di vita diversa. Direttore, volevo chiedere questo, a fronte di tutto ciò, che soluzioni sono prospettabili? A parte che il discorso della formazione, anche rispondendo al messaggio, può godere di benefici anche di carattere fiscale, tra virgolette, no? Sì, la formazione diciamo può godere di diversi istituti, prima veniva citato Fondimpresa, ma insomma abbiamo la Regione che poi supporta le imprese con il Fondo Sociale Europeo e non va dimenticato anche il nuovo istituto GOL che transita sempre attraverso le regioni, andrà diciamo così a riqualificare, a formare e a reinserire nel mercato del lavoro tutta una serie di professionalità che magari sono a casa, che magari hanno avuto la sfortuna diciamo così di essere in uno stato di disoccupazione involontaria e quant'altro. Che soluzioni ci sono? Ci sono due tipologie di soluzioni, direi così, ci sono delle cause esogene ed endogene. Dal punto di vista esogeno, si citava prima un tema di marketing territoriale, evidentemente lì abbiamo la necessità di così fornire attraverso anche i contributi di queste indagini degli strumenti di politica economica per gli amministratori locali e regionali, perché è vero, nel nostro territorio non esiste, diciamo così, una città diciamo, che sovrasta le altre in termini di attrattività come può essere Milano, tanto per intenderci, però abbiamo tanti medi centri sicuramente con un gran valore, con un grandissimo potenziale e qui da un certo punto di vista sono sicuramente utili anche delle misure rivolte, diciamo così, a una serie di lavoratori
e poi per lo più insomma queste sono misure che magari si rivolgono ad un target giovane, se vogliamo. Internamente invece all'interno delle aziende noi lavoriamo spesso con i manager e gli imprenditori su più livelli. Abbiamo parlato del tema, se vogliamo, del lavoro ibrido e quindi della conciliazione della vita privata, se vogliamo, con la vita professionale. Abbiamo parlato degli ambienti di lavoro che devono necessariamente essere più in un certo qual modo qualificanti. Abbiamo toccato il tema dei valori, oggi si parla senz'altro di innovazione, si parla tantissimo di sostenibilità, si parla ancora di più, se vogliamo, di inclusione, nel senso che oggi le imprese hanno finalmente compreso che diciamo così, è un arricchimento il fatto di mettere a terra una serie di diversità e farle stare tutte sotto lo stesso tetto. E poi direi che un elemento cardine su cui noi lavoriamo spesso è la comunicazione aziendale, non tanto intesa come informazione. Le informazioni le aziende le hanno tutti, se le passano tutti, ma un tema diverso è lavorare su una comunicazione vera, su un'inclusione, su una condivisione di quelli che sono gli obiettivi e i valori dell'azienda. Ecco, in questo senso vediamo che quando le aziende interpretano, diciamo così, a pieno titolo queste attività, quell'azienda riesce ad avere non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, diciamo così, più affezionati all'azienda, ma anche più motivati e più disposti, diciamo così, a mettere il cuore oltre l'ostacolo, appunto insieme a quelli che sono gli obiettivi dell'imprenditore, dell'impresa, e spesso e volentieri fanno anche un po' un effetto traino per tutti gli altri lavoratori. Assolutamente, poi c'è anche un passaparola. E un altro messaggio, comunque quello che ha detto il signore da voi fa rabbrividire. Formiamo universitari di livello che poi migrano all'estero dove guadagnano di più. A noi cosa rimane? Infatti volevo chiedere al dottor Sancio, è un problema anche ovviamente di non poco conto di buste paga. Ormai il potere d'acquisto si è ridotto drammaticamente, c'è stato un rinnovo di alcuni contratti di lavoro, peraltro i lavoratori dicono scarso, e altri neanche l'hanno visto e quindi non ci siamo. Insomma, mi piace dire, il contratto dei chimici è stato rinnovato da poco ed è uno dei contratti più sostanziosi, porta oltre 200 euro in 3 anni in più in busta paga, quindi insomma un ottimo strumento per cercare di affrontare quello che è un periodo difficile. 200 euro mensili? Gradualmente diventano sì, mensili per tranche, certamente, 200 euro mensili. Però noi abbiamo un cronico problema in Italia, che è il problema del cuneo fiscale contributivo, perché noi viviamo a livello europeo il più alto differenziale tra il costo del lavoro, cioè quanto costa all'imprenditore, quindi pagare una persona al lordo di contributi, tasse che deve pagare, e quanto il lavoratore percepisce di netto. Questo differenziale è il più alto che c'è in Europa. Noi facciamo un esempio molto banale: se io decido di dare 100 euro in più al mio dipendente, a me questi 100 euro costano attorno ai 145-150, il lavoratore ne prende 60-70 di netto, e questo scoraggia perché fa sì che qualsiasi euro in più che viene investito in retribuzione genera però un innalzamento, no, del valore percepito dal lavoratore estremamente contenuto. E a parte il fatto che poi le retribuzioni, purtroppo, se fosse così facile soltanto aumentarle, avremmo risolto ogni problema. Ovviamente il costo del lavoro ha una dinamica molto più complessa e articolata. Però certamente, come da più parti ormai si chiede, sia con la voce delle imprese ma anche con la voce dei lavoratori, che su questo devo dire sono d'accordo, ormai è diventata la priorità, cioè bisogna ridurre questo gap che fa sì che le buste paga rischiano di essere povere ma costare molto al datore di lavoro. Assolutamente, e poi magari giocare anche con, a parte che dopo non fanno un blocco per quanto riguarda la pensione, però con i benefit aziendali, adesso poi col costo dei carburanti, le schede carburanti, che l'azienda peraltro scarica, i buoni pasto, eccetera, quindi torniamo a quel discorso. Ma tutta la tematica del welfare nasce per cercare di dare una risposta, perché in buona parte il welfare, diciamo, è al netto di contributi
e tasse, quindi si cerca di incoraggiare questa forma, sicuramente per fidelizzare le persone, sicuramente per venire incontro a una serie di bisogni o piaceri che possono avere, ma anche perché oggettivamente facilita, no, la percezione da parte del lavoratore che se prende 200 euro di buono carburante, quelli sono 200 euro, non è che poi dopo in tasca gliene arrivano la metà. Meno, infatti, assolutamente. Siamo arrivati al termine, ringrazio il dottor Faccia, la ringrazio anche a lei, dottor, per questa ricerca. Avete nuove prospettive, nuove idee per qualche altra ricerca nel frattempo? Sì, beh, diciamo che è emerso da questa chiacchierata uno dei temi su cui stiamo lavorando, che è appunto quello di capire come le aziende stanno lavorando sulla propria reputazione, il cosiddetto employer branding, che in realtà sono tutte quelle strategie, quelle scelte che vengono fatte dalle aziende per essere più attrattivi, per comunicare il valore e quindi diciamo ingaggiare, far sentire il personale parte dell'organizzazione e quindi fornirgli le migliori condizioni operative. E qui insomma è un ragionamento che stiamo facendo, anche differenziando, perché poi le aziende non sono tutte uguali, hanno strategie e comportamenti diversi, ma su questo insomma magari se ci sarà occasione ci aggiorneremo. Direttore, io la ringrazio di essere stato anche con noi, deve aggiungere una battuta di chiusura velocissimissimo. Grazie a voi. Il tema che toccava Stefano Sancio, diciamo così, sulla parte del welfare è un tema fondamentale. Io direi che i lavoratori, anche loro stessi, possono essere un utile connettore nei confronti di quelle imprese, soprattutto di quegli imprenditori magari più piccoli, con meno competenze, se vogliamo, all'interno e meno strutturati per propria natura, per poter far arrivare una serie di istituti che oggi rendono, diciamo così, la vita migliore a tutta una serie di lavoratori. Perfetto, grazie direttore Sinigaglia, direttore del Forema, grazie a Roberto Baldo, responsabile attività finanziate del Forema, Stefano Sancio, Assindustria Veneto Centro, grazie a voi telespettatori di averci seguito, come sempre scriveteci, però lo potete rivedere in replica la puntata sul nostro sito internet. Buon proseguimento.